Mister, la striscia positiva non accenna a fermarsi, oggi tanto per cambiare una partita complicata, ma insomma si è visto lo spettacolo e si sono visti anche tanti gol. Come l'hai vista tu dalla panchina? Sì, sono contento che voi abbiate visto lo spettacolo, io sinceramente avrei rinunciato allo spettacolo, però ci sono anche gli avversari che hanno fatto un'ottima partita con un grande spirito e quindi ho fatto i complimenti al loro allenatore, è stata una squadra difficile ma lo dicevano i risultati, quindi noi eravamo abbastanza pronti, avevo messo in guardia i ragazzi. La verità è che vengo sempre io a fare interviste, però devo dire la verità, ora è anche giusto che si prendano merito loro, che vengano a metterci la faccia loro, perché mantenere un impegno così costante nel tempo, di dedizione, sacrificio e attenzione non è semplice, quindi faccio ancora una volta i complimenti a loro, ai ragazzi. Mister, tu hai sempre parlato di un percorso di questo Mestre, a che punto è questo percorso? Ma allora, sotto tanti punti di vista, no? C'era prima un tema di comportamenti, di gruppo, e questo devo dire che l'ho detto nella riunione pre-partita, oggi si chiude il mio girone d'andata perché con Calvino Ale chiudo un girone, sono subentrato da Lignano, quindi sarebbe la prossima. Ho detto che sono orgoglioso per come stiamo insieme, per il rispetto, per i comportamenti, per come viviamo noi ogni giorno, per come stiamo insieme. Questa è la cosa più importante a prescindere dai risultati. E poi c'è un percorso dal punto di vista tecnico-tattico su cui penso che dovremo migliorare ancora molto. Comunque la strada intrapresa è quella giusta, diciamo. Ma non lo so, noi guardiamo partita dopo partita e diciamo che avendo vissuto due impegni così provanti, si può dire provanti, contro Treviso e Dolomiti, riproporre lo stesso atteggiamento contro Calvino in casa non era semplice, siamo umani, quindi c'è il rischio anche a volte di un rilassamento, perché quando si spendono tantissime energie dal punto di vista nervoso e fisico può capitare, questo non è capitato, e quindi sotto questo punto di vista veramente ripeto i complimenti, perché sono stato giocatore, so cosa significa, e sono stati veramente bravi ragazzi. Un breve capitolo dedicato allo stato fisico dei giocatori. Bangal e Turchetta non erano in lista, ci sono tempi di recupero, ci sono novità per quanto riguarda Bangal e Turchetta? No, adesso sono fuori, speriamo di recuperare il prima possibile come il capitano, però la forza del gruppo è anche il fatto che poi giochi a rondini e faccia doppietta. Oggi ho avuto la gioia di far debuttare uno juniores, Chiozza, che è entrato con lo spirito corretto e mi ha fatto veramente piacere. C'è anche Merla che sta entrando spesso anche solo nel finale, ma capisco per un ragazzo giovane sono comunque emozioni forti, importanti. Abbiamo tanti ragazzi giovani e siamo contenti, insomma, quando c'è la possibilità di farli partecipare e farli giocare, insomma. Siamo con Davide Arondini, fra l'altro ha vinto il premio per miglior giocatore Birra Morgana, autore di una doppietta, ma non mi limiterei solo a quello, perché hai fatto una partita veramente di livello, di sacrificio per tutti i 95 minuti. Cosa ne pensi? Sono molto contento in primis per la vittoria, per il gruppo e niente, dai, dedico la vittoria al gruppo, i gol al gruppo, perché stiamo proprio bene insieme e quindi sono contento per noi, per lo staff, quindi così. E a proposito di dediche, la doppietta invece è dedicata a chi? Beh, in primis al gruppo, allo staff, quindi a noi in generale, e anche ai miei genitori che oggi non sono potuti esserci, che festeggiavano i 30 anni di matrimonio, e quindi anche a loro soprattutto. Allora auguri, ci vuoi raccontare un pochettino le due marcature? Il primo è stato un cross di Marcandella e sono riuscito a girarla di tacco col sinistro, e invece il secondo è stato un calcio d'angolo, la palla, io e Melchiori dovevamo attaccare il primo palo, la palla è caduta lì e sono riuscito a girarla sul secondo palo.
Era importante non solo vincere questa partita ma anche trovare continuità di risultati, che dici? Sì, sono d'accordo, è quello per cui lavoriamo e che stiamo riuscendo a fare. Oggi sicuramente non era una partita facile, il fatto che loro comunque sono riusciti a riaprirla 2 volte ne è la prova. Però ecco, non era facile nemmeno dare continuità alle prestazioni di Treviso e di Belluno, e ci siamo riusciti, e questo dimostra il fatto che comunque siamo un gruppo unito, nonostante comunque le difficoltà che ci possono essere, siamo un gruppo unito che lavora bene in settimana.